Napoli insomma meglio di questo non prevedo, che il Milano oggi insomma è tutto, come si dice, pensionato, va. Solo quello che mi piace è Leao, Giroud è un altro pensionato. Comunque stanno usciti, stanno inguaiati. Sono milanista e spero che il Milan ne vince con grande rispetto del Napoli, quindi è un sorteggio tosto, però vedremo come andrà a finire. 4-0. Hai perso la speranza, scudetto e Champions League a Napoli. Ma visto che sei milanese, guarda, sali qua sopra, vatti a vedere la squadra del Napoli e ci dai pure un bacetto, capito? Per 33 anni tutti quanti hanno rubato, ma quest'anno che viene a Napoli lo scudetto. Ho scudetto giusto Ma pure la Champions, state zitto. Eventualmente anche. Sai che è coppa, vai che tiene un problema, frasi, milanista, va. Napoli vince 3-1 con gol. Preoccupazione non abbiamo paura di nessuno, saremo noi campioni d'Europa. Forza Napoli, non abbiamo paura nemmeno di questo incontro Napoli-Milan, sinceramente. Io le confesso che sono disperata perché ho un marito che è tremendamente napoletano e il figlio minore che è tifosissimo del Milan. Il Milan è la squadra più scarsa che potevamo incontrare, siamo fortunati. È una partita tosta, ci dobbiamo giocare ogni partita per raggiungere la finale. Come vedo siamo arrivati a Milan-Napoli, noi abbiamo vinto una volta però è tosta, il Milano mette in difficoltà. Mi fa piacere che il Napoli ha incontrato il Milan che deve vincere pure col Milan. Allora il Napoli chiaramente con il Milan, secondo me, penso io, per la carenza che c'è il Napoli, vincerà tutte e tre partite, sia quella di campionato che la andata e ritorno della Champions. E poi staremo a vedere, e già ho fatto il biglietto dell'aereo per Istanbul. 2-1 Napoli-Milan. Allora, inerente al sorteggio di oggi della Champions per il Napoli, mi aspettavo una tra le italiane. Preferisco 100 volte il Milan perché è una squadra in cui abbiamo affrontata, gioca un calcio molto più simile al nostro, non l'Inter che si chiude, la difesa a 7 persone o altro. Quindi... Il Milan era la squadra che io speravo di prendere stamattina, anche se vedo un po' di entusiasmo in giro che comunque ve li facciamo, li diciamo, invece no, bisogna stare sempre con i piedi a terra perché il Milan comunque è il Milan, poi in queste partite andate e ritorno, partite un po' secche, comunque un episodio, un qualcosa può cambiare la partita, anche se noi siamo nettamente più forti, ma bisogna stare con i piedi per terra. Sono contento di questo sorteggio, anche se veramente io preferivo una big, tipo in Manchester City, proprio per vedere al San Paolo un qualcosa di diverso, che il confronto tra due squadre italiane non è che mi entusiasma troppo, però comunque va bene così, rimanere coi piedi per terra e dare sempre. Direi che è andata abbastanza bene, perché secondo me le squadre più scarse che erano rimaste in Champions erano proprio le italiane, e ci è andata bene anche se passiamo il turno con Benfica e Inter. Credo che ce la possiamo fare quest'anno, sa da ruvutà. Forza Napoli sempre, sempre, sempre. La preoccupazione poi sarà Leao è un gran giocatore. Il giocatore che più può preoccupare è sempre Leao, secondo me, quello è quello che più, anche se non sta passando un periodo proprio, però speriamo che continui così anche contro di noi, contro il Napoli. Che è andata benissimo, poteva andarci molto peggio e sarà una bella partita in ogni caso, anche le altre squadre hanno preso ottimi gironi, staremo a vedere che vinca il migliore. Secondo me va a finire bene, 3-1 sicuramente. Il sorteggio sono contento perché il Napoli può battere il Milan anche perché ce l'ha anche in campionato dopo, e il Benfica ha preso l'Inter, dunque secondo me sarà Napoli-Benfica. Allora, il Milan è una squadra importante, le cose si sono messe abbastanza bene, ora è il Napoli che deve essere bravo a sfruttare questa occasione, anche perché la semifinale, pure un'eventuale semifinale, può arrivare anche, il Napoli può arrivare anche a una potenziale finale. E niente, non so, vuoi aggiungere qualcosa? I calciatori che mi preoccupano: Leao, Tomori, che è forte a difesa, e niente. Leao. Il Napoli è una squadra molto, molto brava e che sa giocare molto bene, soprattutto Osimhen, che sa fare molti gol, che ha incontrato il Milan, che se la possono giocare molto meglio di come stanno giocando ora.
È una partita molto abbordabile, ce la possiamo fare senza alcun problema. Dobbiamo solo crederci e continuare con la mentalità che ci sta inculcando Spalletti, che partita per partita e andiamo avanti e basta. Distruggiamoli tutti. Sono molto contento che abbiamo preso il Milan, sinceramente, perché così le altre squadre si scannano tra di loro e si eliminano tra di loro. Già lo conosciamo il Milan, già anche loro conoscono noi, però secondo me è una partita che potrebbe far passare avanti il Napoli. Il sorteggio è stato abbastanza favorevole per il Napoli, però sono partite di Champions che comunque vanno affrontate e speriamo in bene, insomma, per tutto il popolo napoletano. Allora no, è andata abbastanza bene, naturalmente potevamo prendere il Real, il Bayern, insomma la situazione poteva mettersi male, insomma. Stiamo a vedere, speriamo bene, forza Napoli. Non saranno facili perché ogni partita di Champions è difficile e poi ogni partita è una storia a sé. Per le prossime partite, se il Napoli passerà al turno o Inter o Benfica, va bene comunque, perché le partite, ripeto, sono tutte quante difficili. Speriamo nel Napoli, di come sta giocando, abbiamo fiducia. Il Napoli sta dimostrando di essere una grande squadra, speriamo bene per il futuro. Noi siamo fiduciosi, siamo qui a tifare, contenti di quello che sta facendo e forza Napoli. Non va sottovalutato l'avversario, che è vero che è un italiano e ci poteva andare molto peggio, ma tra le tante che potevamo affrontare forse ci è andata di lusso e abbiamo una grossa opportunità anche in fase semifinale e per un'eventuale finale che sarebbe storica per tutta la città. Io invece sono preoccupato un po' per il Milan, perché comunque è una squadra italiana, conosce come giochiamo, quindi può impostare una partita un po' più difensiva e quindi ci può mettere in difficoltà. In ottica semifinale invece sono un po' più rilassato, perché sia Inter che Benfica non sono squadre che mi preoccupano come il Milan e quindi sono ottimista per questa Champions del Napoli. Il sorteggio è buono, dato che noi abbiamo presa un'italiana e noi contro il Milan abbiamo già vinto 2-1 in trasferta. Il giocatore che più preoccupare è Leao. Speravo che beccasse il Milan. Come tifoso Queste sono state le mie preghiere e speriamo che vada tutto bene comunque. Le prossime, se passiamo, mi starebbe bene anche l'Inter. Così deve starci l'Inter, siamo italiani. Comunque, siamo italiani. Deve starci sempre una No, squadra italiana. beccare l'atto sorteggio, giusto? Anche l'Inter a noi va bene. Adesso per il momento il Milan per noi è eccellente.